Il dato dei decessi registrato nell'ultimo bollettino della Protezione Civile è il più basso dal 19 marzo e cala il numero dei pazienti nelle terapie intensive, al punto che dalla Lombardia si sono fermati i trasferimenti di malati verso altre regioni. Segno che le misure di contenimento stanno dimostrando la loro efficacia, ma non per questo possiamo abbassare la guardia. Secondo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, se la tendenza si confermerà nei prossimi giorni, si potrà iniziare a pensare ad una fase 2. Poco più di 91.200 i malati nel nostro paese, 21.815 le persone che sono guarite dalla malattia, quasi 16.000 i decessi. 87 i medici e 25 gli infermieri che hanno perso la vita per combattere l'epidemia. Fino al 10 aprile non si entra e non si esce dall'Auro nella Velinese, terza zona rossa della Campania istituita dopo l'impennata di casi dei giorni scorsi. E sempre in Campania è rientrata la rivolta scoppiata nella serata di ieri nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo la diffusione della notizia di un primo detenuto contagiato dal Covid-19. Positivo anche il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco Nicola Magrini, in isolamento ed in buono stato di salute. Sul fronte dei controlli negli ultimi 2 giorni sono aumentate le violazioni, addirittura raddoppiate a Torino, dove a breve verranno utilizzati i droni per monitorare il territorio. E per Pasqua giro di vite sulle strade per scoraggiare gli spostamenti verso le seconde case. Alle mie spalle li vediamo i nostri inviati pronti a collegarsi in diretta. Dunque cominciamo da Marco Sabene in collegamento dalla Protezione Civile. Marco, siamo da te. Si discute ancora e molto di mascherine, per quale motivo? Le regioni si stanno muovendo in ordine sparso, la linea dura è stata intrapresa da subito dalla regione Lombardia, il presidente Fontana l'ha resa di fatto obbligatoria, ha reso di fatto l'utilizzo delle mascherine obbligatorie per tutti i lombardi, una cosa che potrebbe fare anche la Toscana tra poche ore, ma il presidente Rossi ha detto fino a che non ci sarà una distribuzione capillare questo non potrà accadere. Anche il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, il Piemonte per il momento non hanno fatto obbligo dell'utilizzo di mascherine per i cittadini, Campania e Sicilia al momento le consigliano ma nessun obbligo. Alle 18 il nuovo punto sul contagio. Per il momento è tutto, a voi la linea.